Sgomberare con la massima urgenza tutte le strutture ricettive e gli alloggi già occupati da immigrati nelle località turistiche e non procedere con nuove collocazioni. Il governatore del Veneto si fa portavoce dei timori e degli allarmi lanciati da sindaci e imprenditori e manda una lettera ufficiale ai prefetti con questa richiesta. Ho scritto ai prefetti perché nelle località balneari non ne vogliamo, ma non ne vogliamo in tutto il Veneto. Siamo tra le prime 3 regioni in Italia per numero di immigrati. L'11% della popolazione sono 517.000 immigrati in Veneto. Sono arrivati anche loro da profughi, da disperati. Oggi diciamo di no, basta. Un impatto negativo sul fronte dell'immagine per le località turistiche nei confronti dei concorrenti stranieri che potrebbe diventare insostenibile e Confturismo Veneto, che teme un colpo mortale alla stagione turistica, chiede di essere ascoltato. Il presidente veneto Marco Mirchielli, che è anche vicepresidente nazionale, chiede un incontro urgente con il ministro degli interni Angelino Alfano, che ha già invitato i presidenti delle regioni del nord per mercoledì 17, anticipando però che il piano di distribuzione sul territorio resterà invariato. Vogliamo metterlo bene al corrente della situazione, anticipa Mirchielli, per essere ascoltati e cercare soluzioni direttamente a Roma, visto che anche la regione fatica a ricevere risposte. Le competenze delle regioni sono zero, che è chiaro a tutti. Il governo decide dove mandare gli immigrati, di notte, di giorno, e per il tramite delle prefetture decide anche ovviamente gli stabili, gli alloggi e tutte queste cose. E così cresce la preoccupazione lungo le principali località del litorale, da Caorle a Bibione, da Eraclea a Jesolo, dove si temono speculazioni sulle spalle di questi immigrati, l'annullamento delle prenotazioni negli alberghi e ripercussioni sulla stagione. I sindaci sono i primi responsabili sanitari dei territori che accolgono queste persone. Credo che abbiano il dovere di garantire la sicurezza ai loro cittadini e soprattutto ai turisti, ai milioni di turisti che in questo momento hanno scelto le loro coste per le vacanze estive. Altra preoccupazione degli operatori turistici è quella che imprenditori privati mettano a disposizione gli immobili, operazione ovviamente irregolare ma giudicata negativa per l'immagine. Io credo che non sia questo il modo di approcciarsi, non è questione di essere degli ipocriti, ma bisogna dirci le cose come stanno. Oggi c'è un grande business economico che non va bene, allora se mi consente devo fare una scelta, io francamente preferisco non incentivarlo e quindi dicendo no.